La torre civica di Trecenta, Alto Polesine, pare abbia più di 600 anni. È bastato il terremoto del 20 maggio 2012 in Emilia e Basso Veneto a renderla inagibile. Chiusa da allora la biblioteca che si trova al suo interno, che con l'ottocentesco teatro comunale è uno dei poli culturali di Trecenta. Stiamo attendendo gli altri finanziamenti appunto che saranno oltre 400.000 euro per la sala civica, la torre civica. Questo sarebbe veramente importante perché oltre alla sala civica, che era appunto un luogo di ritrovo, di socializzazione, c'era anche la biblioteca comunale, quindi abbiamo ancora la nostra biblioteca chiusa attualmente. La Regione ha versato fino ad oggi oltre 200.000 euro per risanare dai danni del sisma l'enorme antico fabbricato delle scuole. Poco lontano da qui, a Ceneselli, altro paese rodigino in cui vennero registrati soprattutto danni a edifici, i primi interventi sono partiti da pochissimo. Questa settimana, dopo 1 anno e mezzo, sono partiti i lavori nella chiesa, che era chiusa dal 20 maggio, perché sono gli edifici che hanno avuto più danni in assoluto, ma anche danni dal punto di vista proprio economico, perché essendo strutture di un certo pregio non si può agire in maniera leggera. La natura sembra avercela con Ceneselli, colpita quest'estate da una tromba d'aria. Ancora non si sa quando arriveranno gli indennizi. Oggi intanto un aiuto alle scuole di Trecenta, Castelguglielmo e Ceneselli è arrivato da Unindustria Rovigo, che ha consegnato 3 lavagne multimediali frutto di una raccolta fondi pro comuni terremotati tra imprenditori rodigini. Un dono per il futuro dei ragazzi delle medie per aiutarli nell'apprendimento, ha motivato così il regalo il presidente degli industriali Gian Michele Gambato.